Con il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania in attesa del Congresso Nazionale Forense. Avvocato Maurizio Magnano di Sallio, buongiorno. Buongiorno. Siamo quasi arrivati al giorno fatidico del Congresso. Cosa chiederemo e cosa chiederà l'Avvocatura al Congresso, in particolare al Ministro Bonafede, che sarà ospite il 4 Il 4, di proprio il giorno ottobre? dell'inaugurazione, sarà qui con noi e chiuderà i lavori della sessione della mattina del 4. Cosa chiederà l'Avvocatura? Soprattutto l'Avvocatura, e da qui appunto la delega a Negri, vorrà sentire cosa si aspetta, qual è il pensiero del nuovo Ministro della Giustizia nei confronti dell'Avvocatura e cosa riserva per l'Avvocatura il nuovo governo. Conosciamo tutti i contenuti del contratto di governo che qualche mese or sono ha portato a questa maggioranza, e quindi aspettiamo di sapere quali saranno le innovazioni. Sono tante le problematiche che sono presenti nella nostra quotidianità, mi riferisco alla nostra di avvocati, ma anche dei magistrati, e quindi prima ancora di tutti noi del cittadino. La lungaggine dei processi, le problematiche della logistica, insomma tutti quelli che i costi di accesso alla giustizia, insomma tutte quelle problematiche che conosciamo e che affrontiamo nell'essere avvocati. Ma soprattutto, dico, io svolgo l'attività nel settore penale, ma anche nel civile, soprattutto qual è il ruolo dell'avvocato. Avere ancora una volta riconosciuto quel ruolo, che poi è uno dei temi fondamentali del congresso che si svolgerà a Catania, il 34esimo congresso nazionale forense, quel ruolo di avvocato che deve essere riconosciuto all'interno della Costituzione della Repubblica Italiana, e quindi avere questo riconoscimento sulla essenzialità del ruolo dell'avvocato all'interno della giurisdizione, che non deve essere soltanto una questione formale, ma deve essere proprio riconosciuto effettivamente all'interno della nostra Costituzione.